tu, Riccardo? Ok, sì, sì. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ben ritornati per il nostro secondo incontro su studio dell'Antico Testamento e vogliamo salutare anche le persone che ci stanno seguendo da casa, che il Signore vi benedica e speriamo di essere di benedizione attraverso quello che impareremo questa sera. Ok, voglio cominciare con una preghiera, il nostro incontro. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché siamo qua ancora una volta, Signore, noi ci sentiamo ricchi per il fatto, Signore, che siamo vivi, siamo qua, possiamo pensare, possiamo camminare, possiamo agire, fare tante cose e queste sono benedizioni che vengono da te. Vogliamo benedire, Signore, questo tempo insieme di studio della tua parola e ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Ok, prima di proseguire ho una domanda in sospeso sulla croce, se non mi sbaglio, no? Allora, mi sono approfondito perché è stata una domanda un po' che mi ha preso un po' di sorpresa. Perché hanno scelto la croce i romani, no? Se mi ricordo bene, ok? Allora, è interessante, oltre che la simbologia, il fatto che i romani usavano la croce come uno strumento di tortura abbastanza raffinato, perché c'era tutta una psicologia dietro, no? L'uso della croce. Ossia, il primo dato importante che noi abbiamo a riguardo della croce è che la croce doveva essere portata fuori dalla città, ossia non poteva una persona essere crocifissa nella città perché c'era tutta una serie di norme igienico-sanitarie che dovevano essere rispettate, ma questo non era la cosa più importante, ossia attraverso il portare fuori la croce e crocifiggere la persona come Gesù è stato sul Golgota, ossia un luogo circa 1 chilometro dalla città, voleva dire tu non fai più parte della società, ossia sei escluso dalla società, non puoi più nuocere alla società. Questa era la prima ragione per cui i romani pensavano alla croce. Seconda cosa, la croce praticamente era un posto dove la persona veniva inchiodata, ossia Gesù, come tanti altri, è stato inchiodato mani e piedi, e questo cosa significava? Tu non puoi più nuocere. Okay? Ossia, le tue mani non possono più agire, i tuoi piedi non possono più camminare, tu non puoi fare più niente, noi siamo coloro che ti stanno appartando per un'altra cosa, ma tu non fai più parte della società, non puoi più nuocere alla società. Poi, terza cosa importante. Allora, la croce è stata scelta, non so se lo sapevate, ma quelli che vengono crocifissi non muoiono per dissanguamento, ma muoiono per soffocamento, ossia è una morte molto lenta, un'agonia molto lenta. Gesù è stato un caso a parte perché lui ha sofferto praticamente solo 6 ore, ok? Dalle 9 di mattina alle 3 del pomeriggio, ma secondo la storia si dice che ci sono delle persone che sono state crocifisse che anche giorni duravano, e questo aveva secondo i romani un insegnamento molto profondo, ossia le persone avevano la possibilità durante queste giornate di agonia andare a vedere l'agonizzante e prendere esempio, no? Ultima cosa, la croce veniva usata perché sulla testa della croce, non so se vi ricordate, nei Vangeli c'è scritto che loro mettevano un cartello, no? Con sui capi di accusa, no? Ossia tutti quelli che passavano lì davanti guardavano questo cartello, questa iscrizione, e vedevano per quali capi di accusa erano accusati, condannati, no? È interessante un particolare, un dettaglio, che Gesù non è stato condannato per quello che aveva fatto, ma per quello che era, no? E quindi è l'unico nella storia della crocifissione che è stato condannato perché lui si è dichiarato okay? Re dei Giudei. Ovviamente era considerato per i romani lesa maestà perché c'era già un imperatore, no? Quindi questo è il motivo per cui è stato crocifisso e perché è stata usata la croce. Ok? Questo è per la ricerca che ho fatto. Bene, allora ripartiamo. So che Alberto starà friggendo per la mia risposta. Ripartiamo dal punto dove noi abbiamo lasciato, che abbiamo lasciato praticamente solo un po' così, un po' di sapore, ma ci siamo lasciati con una domanda fondamentale,
ok? Abbiamo studiato l'ultima parte del Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, no? E siamo arrivati lì al periodo mosaico, e ci siamo fatti una domanda: perché la legge di Mosè non è sufficiente per salvare? Okay? Perché la legge di Mosè non è sufficiente per salvare? Vi ricordate che abbiamo detto che la legge era costituita da 613 comandamenti in totale, okay? Non erano solo i 10 comandamenti classici che noi conosciamo, forse qualcuno di noi anche a memoria. 613 comandamenti, ma quella legge aveva una particolarità, ossia aveva un nucleo legislativo, chiaramente. Ok? E per passare alla salvezza come la intende il Signore per ciascuno di noi, dobbiamo passare a un altro nucleo, che è un nucleo agapico. Che parolone! Un nucleo agapico. Allora, la parola agape è una parola di origine greca, ok? Che vuol dire amore. Però attenzione, nel greco ci sono 5 modi di dire la parola amore. Agape è la più importante perché è un amore senza condizioni, ok? Tra l'altro, metto tra parentesi, la parola agape non ha un'origine cristiana, ma ha un'origine pagana. Chi è che è andato qua di voi a Roma qualche volta? Alzi la mano. Ok. Avete mai visitato un mitreo? Sapete che cos'è un mitreo? È un locale di culto delle religioni misteriche, no? A Roma, nell'antichità, c'era una religione misterica che si chiamava il culto a Mitra. Mitra era una divinità romana e i mitrei erano i luoghi di culto dove i romani andavano ad adorare Mitra. E succedeva una cosa molto interessante in questi mitrei: loro facevano delle agapi. Okay? Cosa significava? Loro andavano, adoravano Mitra e poi stavano insieme tutto il giorno, facevano refezione, mangiavano, cantavano, insomma facevano proprio una vera e propria comunione agapica. Okay? Adesso vi dico una cosa molto interessante. Anche nella cultura ebraica c'era questa mentalità agapica ai tempi di Gesù. C'è un episodio molto bello che ci illustra proprio questa immagine, no? Ossia, tra l'altro è interessante perché è stato un soldato romano a parlare proprio a Gesù in un certo modo e Gesù ha parlato proprio dell'amore agape. Allora, a un certo punto c'era un soldato romano, un centurione, che ha chiesto di guarire il suo servo e ha detto: maestro, non c'è neanche bisogno che tu venga in casa mia, basta che tu dica una parola e il mio servo sarà salvato. Allora Gesù dice una cosa interessante, dice che lui è rimasto stupito della fede di quell'uomo, che era un italiano tra l'altro, no? Quindi italiani, dov'è la nostra fede? Va bene? Riprendiamoci perché abbiamo bisogno di camminare col Signore. E dice: un giorno tante persone verranno nel regno di cieli e si metteranno a tavola con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Quindi nella testa di Gesù e nella mentalità ebraica, che cosa è l'eternità? È un agape, ossia un posto dove si mangia insieme. Adesso faccio una battuta. Probabilmente gli ebrei avevano origini napoletane, ok? Perché proprio trovarsi a tavola per un napoletano è il top dei top. Quindi dobbiamo passare da un nucleo legislativo, e Gesù ha chiarito molto bene in questo episodio della sua vita che invece ci vuole un nucleo agapico, ossia un nucleo di amore senza condizioni, ma un amore senza condizioni da parte di Dio, non da parte nostra, perché vi ricordate che la legge è una serie di regole che noi dobbiamo rispettare. Ma io vorrei adesso leggervi, per favore mi aprite il PowerPoint, alcuni testi biblici che ci fanno vedere perché io sto insistendo su questo punto. Perché purtroppo tanti cristiani, e anche tanti cristiani
che frequentano le nostre chiese purtroppo non hanno capito questo passaggio, no? Di passare, ossia dal nucleo legislativo al nucleo agapico. E qua ci lascio anche una finestra, perché poi voglio farvi vedere una cosa, anzi voglio dirvi una cosa. Allora, la lettera ai Galati, capitolo 2, leggeremo tutti i versetti che parlano della legge, ok? Galati 2,16 dice così: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ossia, ma pastore, io ho fatto il bravo per tutta la vita. La parola di Dio dice, attraverso la legge, attraverso il nucleo legislativo, tu non puoi essere salvato. Ossia, tu ti presenterai davanti a Dio e ti dirà, non ci siamo, ok? Non fai parte di questa categoria. Quindi nessuno sarà giustificato. Punto numero 1, attraverso la legge di Mosè. Punto numero 2. Paolo qua, l'Apostolo Paolo, fa un ragionamento logico e dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto invano. Capito la situazione? Ossia, Cristo ci sta dicendo: io sono venuto perché voi possiate vivere in eterno, ma attraverso il mio sacrificio, non attraverso quello che voi fate, non attraverso un rispetto di regole che possono darvi una soddisfazione momentanea, ma l'aspirina non fa bene al cancro, ci vuole una cura specifica, ok? Sapete che il nostro cancro si chiama peccato. Galati 3,13 dice: serve un riscatto. Vediamo qua. Questo passaggio lo devo fare con dei testi biblici, ok? Non c'è proprio tutta la parte storica, ma è importante perché noi passiamo poi al prossimo punto. Galati 3,13 dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Ossia, la parola di Dio a un certo punto arriva al punto di dichiarare la legge, le regole, il buon comportamento sono una maledizione. E vi dico anche il perché. Passiamo al prossimo punto. Mi state seguendo fino a qua? Chiaro? Tutto chiaro? Bene. 3,19 dice così: la legge, perché dunque la legge, ossia qua Paolo dice, adesso ci chiediamo perché è stata data la legge. Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore. Passiamo subito al versetto 22, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché i beni promessi sulla base in Gesù Cristo fossero dati ai credenti, ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Ossia, che cosa ci sta dicendo qua? Che la legge è stato come un recinto di contenimento del peccato. Quindi tutto diverso da quello che a volte noi pensiamo, no? Signore, ma se mi comporto bene, no? C'è una immagine bellissima su internet di una scenetta di una persona che va nell'eternità, arriva davanti a un angelo e davanti a questo angelo c'è una bilancia, no? E gli dice: quanto pesano le tue buone opere? e lui mette su: non è sufficiente. Ma perché non è sufficiente? Perché c'è tutto un perché, quello che stiamo scoprendo questa sera, no? Quindi la legge è soltanto un passaggio. Adesso vi dico una cosa molto interessante che c'è scritto nella lettera di Giacomo capitolo 2 versetto 10. Questa è fondamentale per capire tutto quello che Dio pensa per noi. E dice: chiunque infatti, guarda qua cosa dice, osserva tutta la legge,
ma la trasgredisce in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Io so che questa è dura da digerire, ok? Però attenzione a una cosa, pastore, ma io sono una brava persona. E ci sta che tu sia una brava persona, però sta attento a una cosa, ragioniamo teologicamente, perché siamo qua anche per questo stasera, no? Allora, per quanti peccati Adamo ed Eva sono stati cacciati dal giardino dell'Eden e fino ad oggi l'umanità paga per quel singolo peccato? Uno solo. Allora ti faccio una proposta adesso, ok? Saresti disposto, se fosse possibile, a inserire una chiavetta USB nel tuo cervello, scaricare tutti i pensieri cattivi, le azioni cattive che io e te abbiamo fatto durante tutta la nostra vita, poi togliere quella chiavetta, inserirla nel computer della Chiesa, farla vedere a un pubblico abbastanza vasto via internet? Secondo te tu torneresti qua? Io mi vergognerei come un ladro, non so tu, ma noi siamo un generatore di peccati, no? E ti dico una frase che è molto importante che noi registriamo: noi non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo peccatori. È molto diverso, perché la nostra natura è questa, ok? Noi siamo radicalmente corrotti dal peccato. Semplicemente noi non siamo come una volta un pastore ha fatto un esempio molto interessante, no? Ha detto: mettiamo che il peccato sia un albero di mele, ok? Allora, a un certo punto, le mele sono i peccati che noi produciamo, va bene? A un certo punto noi facciamo così, tagliamo tutti i rami della mela, ovviamente non facciamo più peccati, ossia non facciamo più mele, ma il giorno dopo, il mese dopo e l'anno dopo quella mela rifiorirà, ributterà i rami e per forza di cose quella mela farà ancora delle mele. Questo è quello che siamo noi, ossia possiamo togliere tutti i peccati, azioni dalla nostra vita, ma in realtà la nostra natura rimane tal quale. Ossia c'è bisogno di un rinnovamento totale che si basa non su quello che facciamo noi, ma su quello che Dio fa per noi. È molto diverso. Cristo è morto perché noi possiamo essere totalmente rinnovati dall'amore agape. Ultimo versetto che voglio leggervi è questo, Galati 4, 4, 5. L'ho lasciato per ultimo proprio di proposito. E dice così: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli di Dio, Dio ha mandato lo spirito del figlio nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Ossia, Dio ha mandato Cristo perché noi non potessimo avere soltanto una regolazione, ok? Perché con la legge tu avevi soltanto una regolazione della vita, ma se tu togli questo, noi abbiamo una relazione, e Cristo è venuto proprio per stendere un filo di relazione tra noi e gli esseri umani. Adesso si tratta di capire cosa noi dobbiamo fare per avere questa relazione. Allora, c'è una figura molto importante nell'Antico Testamento che è stata istituita durante il periodo mosaico, che era la figura del sommo sacerdote, ok? Proprio il corpo sacerdotale che era stato stabilito nell'Antico Testamento da Mosè è fondamentale per capire questo passaggio, ok? Da una regolazione a una relazione. E io ti dico, non c'è come avere una relazione personale con Dio, ma c'è un perché, ok? C'è un perché che noi dobbiamo scoprire. Allora, la cosa interessante che succedeva è che nel nucleo della legge ogni anno il sommo sacerdote doveva fare un'operazione importantissima. Non so se ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è stato costruito per la prima volta il tabernacolo, che era il primo tempio portatile
c'era un arredo fondamentale per il tabernacolo che era l'arca dell'alleanza, ok? Cosa doveva fare il sommo sacerdote una volta all'anno? Doveva entrare con una ciotola piena di sangue di un animale sacrificato, in più c'era un paramento che lui doveva indossare che si chiamava il pettorale, ok? Su questo pettorale dovevano esserci 12 pietre preziose, tutte diverse l'una dall'altra, ok? E su questa pietra, ciascuno di questa pietra, c'era inciso il nome di ogni tribù di Israele. In questo modo il sommo sacerdote andava alla presenza di Dio, portava questo pettorale che probabilmente era grande circa 30 centimetri, era quadrato, no? E su queste pietre preziose incise i nomi dei figli di Israele e andava alla presenza di Dio una volta solo all'anno, ok? E adesso voglio leggervi questo testo molto importante. Passiamo alla seconda slide, per favore, che si trova in Esodo 28. Leggete bene insieme a me che cosa succedeva lì. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio, avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Vi incastonerai una serie di pietre. Così Aronne entrerà, Aronne è il fratello di Mosè, sommo sacerdote, ok? Quando entrerà nel santuario porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio sul suo cuore. Non dice sul petto, dice sul cuore. E già qua vediamo una cosa interessante. Per conservare sempre il ricordo davanti a Dio, al Signore, metterai sul pettorale nel giudizio l'Urim e il Tumim. Essi staranno sul cuore di Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore, così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul cuore davanti a Dio. Per 3 volte è ripetuta la parola cuore. Allora, vi ricordate quando Gesù stava per morire che cosa ha fatto un soldato romano che secondo la tradizione si chiamava Longino? Non sappiamo se veramente è lui, ok? Questo soldato romano ha preso una lancia e ha inciso il petto di Cristo ed è uscito acqua e sangue, dice la parola di Dio. L'acqua è simbologia di purificazione, il sangue è simbologia nella parola di Dio di vita. Questo cosa significava? Che Cristo è quel sommo sacerdote che è passato da questa parte, dalla parte della legge, ha riscattato tutti i figli che vogliono essere figli di Dio e noi siamo entrati in questa situazione che è la situazione della grazia di Dio, quindi non ci vuole più la legge ma la grazia di Dio. Grazie al sacrificio di Cristo noi possiamo essere oggi figli di Dio, avere una relazione particolare, unica con Lui. E la parola di Dio ci chiama anche figli adottivi. Cosa significa questo nella cultura romana? Bellissimo. Voi sapete che un figlio naturale nella cultura romana antica si poteva rinnegare, un figlio adottivo no. Ok? Allora, chi voleva adottare un figlio doveva andare davanti a un magistrato, doveva avere almeno 2 testimoni e il magistrato che cosa faceva? Firmava il documento di adozione, metteva 7 sigilli, li timbrava e quei sigilli dicevano che quel figlio non poteva essere mai rinnegato. Questo significa avere una relazione con Cristo. Ossia, ultima cosa che voglio dirti di questo argomento. Non so se hai notato, c'è scritto il pettorale del giudizio. Vero o no? Ok? Quindi attenzione. Come peccatori, ti ricordi cosa ti ho detto dell'USB di prima, no? Come peccatori noi cosa meritiamo? Il giudizio di Dio. Che cosa ha fatto Dio? Ha detto semplicemente, tu non ce la puoi fare da solo perché tu sei radicalmente corrotto dal peccato, ma io porto mio figlio sulla terra e giudico lui con la sua vita perfetta in modo che la giustizia di Dio possa passare su di te. Ok? Qualche domanda qua? Tutto chiaro, tutto tranquillo? Guarda che è fondamentale quello che ti sto dicendo, perché questo comporta il fatto,
voglio rimanere nella parte legislativa, sentirmi a posto con Dio facendo qualche opera buona e facendo il bravo, oppure mi riconosco che io sono peccatore radicalmente condannato, meritevole del giudizio, ma Cristo è morto per me e io gratuitamente voglio quello che Lui mi ha dato. Questo è il senso del passaggio dalla legge, dal nucleo legislativo al nucleo agapico. Abbiamo fatto un salto nel Nuovo Testamento, adesso torniamo nell'Antico Testamento, ok? Ma questo era fondamentale per rispondere alla domanda della settimana scorsa, che è: perché la legge non era sufficiente? Perché la legge semplicemente è un recinto di contenimento del peccato, ci mostra che cosa è peccato, quindi non possiamo vantarci di niente davanti a Dio, ok? Qualche domanda? Tutto ok qua? Bene. Allora, Mosè ha portato il popolo di Dio fino ai confini della terra promessa, poi è morto, ok? Non affronteremo qua il tema del perché lui non è entrato nella terra promessa, e ha dato la mano di proseguimento. Adesso siamo al punto numero 8, ok? Periodo giosuetico, periodo numero 8, che è il periodo proprio in cui Giosuè, che praticamente era il giovane allievo di Mosè che l'ha accompagnato per tutto il tragitto nel deserto. Una cosa interessante che noi possiamo pensare qua è che il tragitto dal Monte Sinai, dove il popolo ha ricevuto le tavole della legge, fino ai confini della terra promessa, sarebbe dovuto durare 11 giorni, ok? 11 giorni. Questo lo dice Deuteronomio capitolo 1 versetto 6. Ma a causa del fatto che il popolo di Israele continuava a disobbedire costantemente, Dio gli ha detto: ok, allora tu girerai 40 anni nel deserto finché tutta la generazione non si sarà ricambiata, e soltanto 2 ragazzi, che erano ragazzi a quel tempo ma sono entrati nella terra promessa 40 anni dopo, ok, che si chiamavano, uno è Giosuè e l'altro è Caleb. Giosuè ha preso il capo, praticamente la guida del popolo di Israele, ok? E lui è entrato nella terra promessa e per 7 anni lui ha combattuto per conquistare tutta la terra promessa. Poi ci sono stati altri 26 anni di permanenza lì e di governo suo, quindi 33 anni in tutto. È interessante questo parallelismo che noi possiamo fare nell'Antico Testamento. Giosuè è morto dopo 33 anni di governo, Gesù è morto a 33 anni d'età, ossia Giosuè e Gesù hanno la stessa radice del nome, ok? Joshua, ossia Dio salva, va bene? Quindi lui ha conquistato questa terra promessa. Il versetto chiave si trova, qua se lo trovate lì, Giosuè capitolo, scusate, nell'altro foglio. Eccolo qua, Giosuè 1 da 2 a 5. Andiamo a trovarlo. Giosuè 1 da 2 a 5 dice così: Mosè, questo è Dio che parla con Giosuè e dice: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano con tutto il popolo per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi là sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te, e non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ossia, Dio è andato a combattere davanti a Giosuè. Quindi 33 anni di governo, ci passiamo abbastanza rapidamente in questo periodo. La cosa interessante che ti posso dire è che è stato un periodo molto miracoloso, ossia Giosuè il primo ostacolo che ha trovato è stato il Giordano chiuso, completamente straripato da tutte le parti. Che cosa Dio ha fatto? Ha aperto il Giordano attraverso un miracolo molto simile all'apertura del Mar Rosso di Mosè 40 anni prima. L'altra cosa importante, un dato archeologico: c'è una città di nome Gerico, no? Che è stata la prima città che lui ha conquistato combattendo.
e ha combattuto una battaglia molto interessante, perché Dio gli ha detto: guarda, questa città è fortificata. Secondo degli studi archeologici era la città più fortificata dell'antichità, mura alte 20 metri, doppie, ok, con uno spazio vuoto tra le due pareti, quindi praticamente invalicabile. Che cosa è successo? Dio gli ha detto a Giosuè: questa città tu non la conquisterai in un altro modo se non con il mio modo. Allora gli ha detto: tu gira per 7 giorni attorno alla città, alla fine del 7° giorno, ok? Tu grida e vedrai che le mura crollano. Quindi un metodo non convenzionale. Interessante che gli scavi archeologici che cosa hanno rilevato? Hanno rilevato che a un certo punto la storia di questa città termina improvvisamente, e con gli scavi hanno visto che le mura sono crollate internamente e simultaneamente su tutto il perimetro, quindi sono collassate in un modo inspiegabile, ok? Quindi è una prova archeologica che quello che Dio ha fatto attraverso il popolo di Israele è una realtà, no? E anche questo lo puoi trovare sul sito di Ron Viet, o non so se qualcuno è andato a vedere la settimana scorsa, che è un archeologo cristiano americano, va bene? Qualche domanda qua? Quindi 33 anni è un periodo breve ma significativo, perché Giosuè ha conquistato tutta la terra promessa tranne uno spazio, tu trovi nel capitolo 12, se vuoi andarlo a leggere a casa, uno spazio che Dio gli ha detto: guarda, tu sei vecchio, mi raccomando, conquista tutto il territorio, perché là ci sono dei popoli stranieri che un giorno potrebbero essere un problema per voi. E Giosuè purtroppo non ha fatto quello che doveva, ossia ha lasciato l'opera di Dio incompleta. Questo ci porta al periodo successivo, che è il periodo dei giudici, che è il punto numero 9. Ok? Periodo dei giudici. Che cosa è successo nel periodo dei giudici? Il popolo di Israele comincia a mescolarsi con i popoli stranieri nella sua terra, ok? Ossia, famiglie si formano di cananei e ebrei e cominciano i matrimoni misti. I cananei purtroppo avevano un serissimo problema, erano degli idolatri senza speranza. Esistevano 3 dei fondamentali che loro adoravano. Erano il dio Chemos, ok? Il dio Moloch e il dio, adesso mi scappa il nome. Tenete presente questi 2 intanto: Chemos, Enoch e Milcom. Ecco, mi è arrivato. E Milcom. Questi 3 dei, no? Avevano una caratteristica in comune. Erano tutti e 3 esigevano sacrifici di bambini, ok? Sacrifici di bambini. Quindi il popolo di Israele ha cominciato a coinvolgersi con queste pratiche di sacrifici di bambini. Allora, c'è fuori da Gerusalemme, poco fuori da Gerusalemme, una valle che si chiama Je Ben Hinnom, ok? La valle di Geenna. La parola Geenna in ebraico è la stessa parola che troviamo nel greco, che è la parola Hades, ed è la stessa parola che troviamo in latino, la parola inferno, che in realtà la parola inferno non esiste nella Bibbia. La parola infernum latino significa luogo inferiore, ok? Perché nella mentalità ebraica l'inferno era sottoterra, ok? Quindi, che cosa significa questo? Là era proprio il posto dove gli ebrei andavano a sacrificare i bambini e li gettavano giù in questa valle. Oltre a questo, usavano questa valle per fare un accumulo di spazzatura, ossia tutte le spazzature della città di Gerusalemme venivano buttate giù in questa valle che si chiamava Geenna, okay? La valle della Geenna, la valle di Immon o Innom. Cosa succedeva? Chiaramente le spazzature producono, anche oggi succede, no? Producono una sostanza, un'evaporazione che si chiama diossina, che si incendia naturalmente con il contatto con l'ossigeno. Quindi potete immaginare, no? Questa valle
piena di spazzature, che ogni tanto qualche fuoco usciva fuori, no? Lì è entrata e entra la mentalità di che cos'è l'inferno, ossia una valle stretta con delle pareti altissime, abbastanza buia, con dei fuochi spontanei che ogni tanto vengono fuori e dove si sacrificavano i bambini. Questa è una parentesi che vi ho fatto per avere un'idea di cosa pensava a un ebreo quando pensava a soggiorno dei morti o all'Ades o alla Gehenna. Ok? Chiaro fino a qua? Bene. Quindi si coinvolgono con queste pratiche idolatriche che, diciamo così, suscitano per 300 anni dei grossissimi problemi spirituali. Okay? Il popolo si mescola con dei popoli stranieri. Cosa fa Dio in questo caso? Allora, Dio manda dei giudici, si chiama questo il periodo dei giudici, come leggete lì. Okay? Qual era il ciclo che succedeva tutte le volte che durante questi 300 anni, vi ricordate che abbiamo detto che la storia è ciclica, no? In questi 300 anni gli ebrei tornavano sempre all'idolatria. Allora andiamola a leggere capitolo 2 del libro di Giudici, il ciclo del peccato, ok? Ciclo del peccato, Giudici, capitolo 2, da 10 a 19. Se non capite qualcosa, se volete qualche spiegazione, per favore fermatemi, ok? E fatemi domande. Giudici, capitolo 2, versetto da 9 in poi, da 10 a 19, scusate. E dice così: anche tutta quella generazione, ossia la generazione di Giosuè, fu riunita ai suoi padri, poi dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore né le opere che egli aveva compiute a favore di Israele. Quindi guardate come il popolo ha dimenticato presto quello che Dio ha fatto, no? I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal, abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro a altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti ad essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte. L'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede in mano dei predoni che li spogliavano, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non potevano più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro, a loro danno, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Il Signore allora fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano, ma neppure i loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostavano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandamenti del Signore, ma essi non fecero così. Ossia, qual era il ciclo? Si chiama il ciclo del peccato. Abbandonavano Dio, gridavano, Dio mandava un giudice liberatore, per un po' c'era un po' di pace, quando c'era pace si prostituivano di nuovo e il ciclo ricominciava. 3 secoli così, era una storia, una parte di storia di Israele molto buia, molto ma molto buia. Quindi 3 secoli di tribolazione. La fine del libro di Giudici dice che tutti facevano la loro strada e ognuno gli faceva quello che gli pareva meglio, ok? Un popolo completamente diviso fuori completamente dall'idea di quello che Dio aveva pensato per loro, ok? Un altro dato interessante di questo periodo di 3 secoli è che Dio metteva dei giudici molto particolari, ossia tutte persone che svergognavano in qualche modo il popolo. Figlio di una mancina, un mancino figlio di una persona prostituta, ok? Ossia, nella testa di Israele provate a immaginare un giudice figlio di una prostituta mancino. Il mancino era considerato la mano del diavolo, ok? Quindi uno che ci guida, che ha quella caratteristica lì. E tutte così, una donna di nome Debora che ha guidato, un giudice di nome Debora che ha guidato il popolo, quindi una donna alla guida del popolo, un popolo così maschilista come era il popolo di Israele, alla guida c'era una donna, e proprio Dio lo faceva di proposito per svergognare il popolo di Israele in modo che loro ragionassero sui loro
peccati. Ok? Quindi 3 secoli bui così. Finché, punto numero 10, il popolo di Israele fa una richiesta in qualche modo disgraziata a Dio. Okay? Disgraziata. Perché disgraziata? Perché nel momento in cui loro vogliono rimettere a posto le cose con Dio, loro chiedono un re umano, ossia si passa da un regno teocratico, dove Dio comandava tutto, a un regno democratico. Praticamente un uomo ha cominciato a guidare il popolo di Israele. E ovviamente gli uomini, non sono Dio. Okay? Quando un uomo guida un popolo ci deve essere dietro una guida veramente forte da parte del Signore, ma gli uomini in quel tempo lì veramente hanno combinato diversi guai. Vorrei cancellare qua. Questa, ok. Quindi entriamo nel periodo dei re, del re di Israele, della monarchia. La monarchia del popolo Paese Unito è durata 120 anni. Ok? 3 re sono stati i re principali del Regno Unito. Il primo è Saul, re Saul, il secondo è Davide e l'ultimo, il più conosciuto probabilmente, Salomone, ok? Il più conosciuto, il più famoso. 40 anni di regno ciascuno. Questo è stato un periodo che è stato chiamato il periodo d'oro di Israele. D'oro nel senso che c'è stata stabilità, no? Stabilità dal punto di vista geografico. Tutto il regno era tranquillamente nelle mani di questi re. Però ciascuno di loro aveva una caratteristica particolare. Il primo è stato un disastro perché si è ribellato continuamente agli insegnamenti del Signore. Il secondo è stato un buonissimo re, solo che aveva un grande problema. Gli piacevano le donne e quindi ha fatto di tutto per conquistare una donna che si chiamava Bathsheba, che era la moglie di un suo generale. Okay? Ha dovuto uccidere questo generale, ha adulterato davanti a tutto il popolo e Dio comunque ha mandato una disciplina terribile. Ha detto: visto che tu mi hai svergognato davanti al popolo, io devo mettere la spada nella tua famiglia e la spada non si allontanerà più dalla tua famiglia. A tutti gli effetti che cosa è successo? 2 dei suoi figli hanno cercato di usurpargli il trono, un altro figlio è stato ucciso e un'altra figlia è morta. Quindi 4 persone sono morte nella sua famiglia per causa di un peccato che lui ha fatto davanti a tutto il popolo, rinunciando a dare gloria a Dio. Infine, Salomone. Se Davide aveva un problema con le donne, Salomone non ne parliamo proprio, ok? Ha avuto 700 mogli, principesse di popoli stranieri, e 300 concubine. Quindi, come la battuta che ho fatto anche domenica, me la rifaccio oggi, possibile che non ha pensato che al seguito di 1000 mogli c'erano anche 1000 suocere? Forse era questo il suo problema grosso, no? Ma veramente lui aveva un problema. E queste donne che lui aveva sposato erano donne straniere principalmente, egiziane, ammonite, moabite, ittite, eccetera, eccetera. Quindi qual era il grande problema? Il grande problema è che queste donne a un certo punto lo hanno pervertito. Anche lui si è dato all'idolatria. Non solo, ma ha costruito dei templi a tutti gli dei dell'universo e là si andava a prostrare. Dio è un Dio geloso. E da quel punto lì in poi Dio ha mandato dei nemici nella casa di Salomone. E la cosa più importante di tutte è questa: in questo periodo di 120 anni Dio ha deciso, dopo che Salomone ha adulterato, ha adorato altri dei, ha detto: io non posso lasciarti il regno in mano, spezzerò il regno in 2 parti, il regno del nord e il regno del sud. Okay? Allora leggiamo qua il 1 Samuele 8,18, che è il versetto chiave. No, stiamo passando abbastanza tranquillamente. Allora, 1 Samuele 8,18.
Questo è stato il momento più critico della storia dei re di Israele. Eccolo qua. Dice così. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudici a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli: ecco, tu sei ormai vecchio, i tuoi figli non seguono le tue orme, stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le nazioni. Ossia, la scelta del popolo di Israele è stata fatta per moda. Tutti gli altri popoli lo fanno, lo vogliamo fare anche noi. Vogliamo un re che non sei tu, ok? E non è neanche Dio. A Samuele dispiacque questa frase: dacci un re che ci amministri la giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò il Signore. Allora il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te ma me, affinché io non regni su di loro. Quindi loro hanno scelto un regno umano piuttosto che il regno di Dio, ossia la teocrazia. Hanno scelto invece la monarchia umana, e lì hanno cominciato i problemi. Ok, dove ho messo? Eccolo qua. Posso cancellare? Sì? Sì. Mm-hmm. Come? Ah sì. Ok, praticamente ci ha chiesto perché Israele viene chiamato il figlio di Davide. Allora, è interessante questa domanda, perché Gesù, quando è nato, se tu vai a leggere Matteo capitolo 1, versetto 1, l'introduzione, l'incipit del Vangelo dice Gesù figlio di Abramo, figlio di Davide, ok? Quindi usa Abramo come capostipite del popolo di Israele, ma subito dopo usa Davide, che è nato praticamente quasi 1000 anni dopo, no? Perché Gesù ha 3 ministeri, il ministero di sacerdote, ha il ministero di re e il ministero di profeta, ok? Quindi quel ministero che Gesù ha svolto durante la sua vita è proprio un ministero di re, tanto è vero che gli è stato chiesto proprio: ma tu sei re? Io sono il re di Israele, ha detto, no? Ossia, il figlio di Davide perché? Perché il ministero di re era il ministero assegnato a Gesù. Allora gli ebrei si aspettavano un re proprio tipo Salomone, tipo Davide, no? E nella loro mente non poteva essere Gesù, perché Gesù era un falegname, e quindi proprio per questo motivo invece Dio ha mandato un falegname che era re dentro e a tutti gli effetti, ma che fuori non lo mostrava, no? Non so se ho risposto alla tua domanda. Bisogna risalire a Davide come accezione? Sì, esatto, sì. Perché c'era questa promessa messianica, no? Di un nuovo re che un giorno arriverà, governerà, eccetera, eccetera, ma non governerà secondo la loro mente, ma governerà dal punto di vista spirituale, no? Infatti Gesù, loro si aspettavano che li liberasse dalla schiavitù romana. È questo che loro si aspettavano e che purtroppo non hanno riconosciuto, perché era un semplice falegname di Nazareth, tutto qua. Ok, quindi qua noi dobbiamo cominciare a entrare nella logica di un popolo che comincia a dividersi. Allora, Israele è adesso io ve lo disegno in un modo un po' più o meno così, ok? Qua giù c'è Gerusalemme, qua ci sono tutte le altre città con 10 tribù distribuite nella parte nord. Qua rimanevano praticamente 2 tribù. Okay? Cosa Dio fa? Dio dice: adesso io spacco questa nazione in 2
perché io devo fare un po' di pulizia, ok? Quindi questa parte qua con le 10 tribù, che è una parte molto idolatra, la do nelle mani di alcuni popoli stranieri. E qua cominciamo a entrare in una logica storica di coinvolgimento con altri popoli. Ossia, in questo tempo c'era una potenza mondiale che si chiamava Assiria. Ok? Questa era la potenza mondiale all'epoca di Salomone e di Geroboamo, che poi è il re che ha preso in mano il popolo del nord, le tribù del nord. Okay? Che cosa ha fatto la Siria? Ha creato un'invasione. Dio ha mandato la Siria là, no? Perché loro hanno istituzionalizzato la idolatria nel popolo, nel regno del nord. E quindi Dio manda la Siria, e la Siria ha una politica in quel tempo che si chiama politica di dispersione. Che cosa ha fatto? Ha invaso il regno del nord, ok? Ha preso le tribù del nord e le ha disperse in tutto il mondo fino allora conosciuto. E qua c'è una cosa importante che vi voglio dire, fondamentale. Qua siamo circa nell'8° secolo avanti Cristo. Ok? Allora, in questo tempo gli ebrei della dispersione fondano in tutto il mondo fino allora conosciuto quelle che noi conosciamo come sinagoghe. Okay? Sinagoghe, ossia dei punti di insegnamento della Torah, della legge, in tutto il mondo fino allora conosciuto. Ai tempi di Gesù c'erano circa, nell'impero romano, 300 sinagoghe sparse in tutto l'impero. Perché sono state importanti queste sinagoghe? Se voi andate a leggere i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, dove Paolo Apostolo entrava per predicare la parola di Dio? Nelle sinagoghe. Ossia, Dio, ve lo dico così, in modo molto semplice, Dio ha preparato la predicazione del Vangelo 8 secoli prima attraverso una disobbedienza. Robe da matti, ok? Ossia, Dio usa tutto quello che l'uomo fa per la sua gloria. Quindi il Vangelo perché è esploso nell'epoca di Cristo e subito dopo all'epoca di Paolo? Perché gli ebrei avevano questa possibilità di predicare in tutte queste sinagoghe sparse in tutto l'impero la parola di Dio, e lì erano accettati. Perché? Perché loro erano ebrei. Perché per esempio Dio ha scelto una persona come Paolo Apostolo? Perché Paolo Apostolo era un uomo che conosceva 5 lingue. Okay? Era un predicatore transculturale, come si dice in gergo. Lui entrava in Siria, lui parlava il siriaco. Lui entrava in una città greca, parlava il greco. Lui andava a Roma, parlava il latino. Lui andava a Gerusalemme, parlava l'ebraico e l'aramaico. Queste erano le lingue che lui parlava. E quindi questa possibilità di far esplodere il Vangelo, perché se voi ci pensate bene, okay? Facendo questo salto storico con la nostra immaginazione, perché il Vangelo è esploso così in modo pazzesco a Roma, che era il centro dell'idolatria mondiale, ok? Perché? Perché veramente quando è arrivato là era già stato sparso in tutto l'impero, attraverso che cosa? Le sinagoghe. E le sinagoghe sono il risultato della disobbedienza del popolo del nord. Io guarda, quando leggo la Bibbia rimango stupito, no, di queste cose, perché quando Dio vuol fare una cosa noi possiamo fare quello che vogliamo, ma Dio va avanti col suo piano, no? E lui prevedeva che 8 secoli dopo Paolo Apostolo sarebbe entrato in quelle sinagoghe, avrebbe predicato, sarebbe stato perseguitato, ma avrebbe fatto tanti frutti di cristiani. Milioni di cristiani si sono convertiti attraverso questa disobbedienza, ok? Questa è la sintesi proprio della spaccatura del regno del nord. Quindi il regno si divide, ok? Vediamo qua, se leggiamo il versetto chiave, punto 11. Che ore sono? Sono 8:54, ci fermiamo qua prima di affrontare il prossimo tema, va bene? 5 minuti, 10 minuti di pausa, riprendiamo circa alle 21:05, va bene? Possiamo interrompere la trasmissione. Arrivederci fra poco.
Sì. Ok. Niente, allora eravamo rimasti qua, no? Quindi questa potenza mondiale, la Siria, ha praticamente mandato in cattività, disperso le tribù del nord, le 10 tribù del nord di Israele, e rimane ovviamente il regno del sud. Questo regno del nord è durato circa 209 anni, ok? Da quando è stato proprio formato Israele, con 9 dinastie regali e 20 re. Il regno del sud è durato un pochino di più, ossia è durato circa 345 anni, una dinastia solo, e c'è un motivo ben preciso perché c'era una dinastia solo, perché il re Davide Gesù è stato promesso attraverso la dinastia del re Davide, quindi doveva esserci un seme puro, no, che andava fino a Cristo, ok? Quindi il regno del sud praticamente è stato benedetto da la tribù di Giuda. Gesù viene dalla tribù di Giuda, ok? Quindi giù c'erano Giuda e Beniamino, le due tribù che rimanevano nel sud. È durato un po' di più, ma sempre 20 re, finché a periodi alterni, ok? A periodi alterni, la idolatria praticamente è passata anche nel regno del sud. Allora, qua Dio ha fatto un'opera veramente profonda. La nazione che si stava diventando una potenza mondiale, dopo la Siria decade e viene a essere una potenza mondiale la Babilonia, okay? I babilonesi. I babilonesi per 3 volte a fila invadono Gerusalemme, okay? Deportano il popolo, distruggono il Tempio, distruggono completamente il Tempio di Gerusalemme, e questo per i giudei è stato un trauma grossissimo, perché per loro il Tempio significava Dio è in mezzo a noi, ossia nella testa di un ebreo vero cosa diceva? Io vado a Gerusalemme perché là c'è Dio, c'era il Tempio, ok? L'arca dell'alleanza significava uguale, Dio è lì. Ma c'è una cosa fantastica che succede in questo periodo, ossia Dio mostra al suo popolo, per la prima volta c'è stato uno sconvolgimento teologico nelle loro teste. Perché? Perché la gloria di Dio abbandona il Tempio, ok? E lui fa vedere che la gloria di Dio segue il suo popolo là in Babilonia. Allora, adesso leggeremo alcuni testi molto interessanti che si trovano nel profeta Ezechiele, ok? Ezechiele, capitolo 10, comincia così, versetto 4. La gloria del Signore si alzò sopra i cherubini, muovendosi verso la soglia della casa, e la casa fu riempita nella nuvola e il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del Signore. Ossia, in questo momento in cui il popolo di Israele del sud veniva deportato, si vede proprio la gloria di Dio che esce dal Tempio. E adesso vi leggo il secondo passaggio che si trova nel versetto 18 e dice così: la gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini, ossia parte e va fuori dal Tempio. Più avanti dice in 11:16, questo ancora più interessante, dice: perciò così parla il Signore, sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi per i paesi, io sarò per loro per qualche tempo un santuario nei paesi dove sono andati. Allora provate adesso a fermarvi un attimo. Non è che siamo così anche noi, ossia quando noi diciamo vado in chiesa, ok? Vado in chiesa, ossia vado in un luogo dove Dio c'è. In realtà la parola chiesa, ecclesia, significa gruppo di persone chiamate fuori. Ossia la chiesa non ha niente a che vedere del luogo dove tu adori, ok?
È proprio quello che Dio stava insegnando a quel popolo, ossia nella crisi più nera, nella crisi più buia, Dio manda un profeta che si chiama Ezechiele e gli dice: guarda che Dio sta abbandonando il Tempio, ma sta venendo con voi là in cattività. Quindi non è un Dio che è fisso in un luogo, è un Dio che vi segue, è un Dio che sta insieme a voi. Quindi la teologia in quel momento lì degli ebrei è completamente, radicalmente cambiata. Allora ti faccio un'applicazione pratica molto semplice. Non c'è bisogno che tu vieni qua per adorare Dio, ok? Se tu chiudi la tua camera e cominci a parlare con Dio, Dio è lì, perché Dio è in ogni luogo, non è in un luogo specifico particolare. Hai capito? È uno sconvolgimento teologico questo. So che per alcuni è complicato da capire, ma se tu sei nel tuo letto e tu chiami Dio, Dio è lì con te. Okay? Questo voleva comunicare Dio al suo popolo, perché per gli ebrei era Gerusalemme che bisognava adorare. E Gesù ha detto, quando ha incontrato la Samaritana, né qua né là, ma quelli che adorano bisogna che adorino in spirito e verità, ossia nello spirito si adora Dio. C'è una buona notizia anche per te. Anche se il Tempio è andato distrutto in quel tempo lì, il Nuovo Testamento dice che l'uomo è diventato il Tempio dello Spirito Santo, ok? Cioè Dio, e qua chiudiamo il cerchio, vi ricordate cosa abbiamo detto della legge e della grazia, no? La legge che non è sufficiente a salvare. Il Tempio è stato distrutto, ma Dio dice: io voglio venire a abitare dentro di te. Questa è una vera conversione, questo è il vero avere una relazione con Dio, ossia tutti noi possiamo chiedere a Dio di essere il Tempio dello Spirito Santo. Se noi chiediamo al Signore lo Spirito Santo, Lui ce lo dà, ok? Ma è difficile, pastore, solo alcuni eletti, è per tutti, ok? Per tutti, la conversione è questa, conversione significa nascere di nuovo. Cristo viene a abitare nel cuore della persona che vuole adorare in spirito e verità, ok? Tutto chiaro fino a qua? È un passaggio fondamentale questo, io volevo proprio arrivare lì perché noi a volte pensiamo, no, di essere religiosi, ma la religiosità non salva nessuno, la conversione salva, nascere di nuovo salva. Come ho detto l'altra volta, un grande religioso che si chiamava Nicodemo si è avvicinato a Cristo e a un certo punto gli ha detto: ma cosa vuol dire nascere di nuovo? No? E lui gli ha detto: tu se vuoi vedere il regno di Dio devi nascere di nuovo, ossia devi ricevere lo Spirito Santo, devi convertirti, devi aprire il cuore alla verità che Cristo è morto per te e per i tuoi peccati. Semplicemente questo, una verità semplicissima ma molto difficile da applicare. Perché? Perché io voglio farmi la mia vita, no? Se ho tempo, 5 minuti dopo vi darò una piccola testimonianza mia personale, no? Io ho cercato nella religione per una vita intera, ok? La risposta alla mia preghiera, ossia cosa ci faccio qua sulla terra, perché sono qua, perché devo soffrire, perché devo morire, ok? È una domanda che se sei un essere umano ti fai, no? E un giorno, quando ho conosciuto la parola di Dio, è proprio la consapevolezza è stata: finalmente sono arrivato a casa mia. Ma meglio ancora, finalmente Cristo mi ha trovato, perché Lui è venuto a cercarmi. E Dio sta cercando anche te, ma bisogna che tu gli apri le porte del tuo tempio, che sei tu, il tuo cuore. Ok? Questa è proprio conversione allo stato puro. Pastore, ma devo far parte della Chiesa Battista per convertirmi? Assolutamente no. Se tu vai sull'Everest e chiedi a Cristo di entrare nel tuo cuore, tu sei un cristiano, ti sei convertito, anche se sei là da solo. Ma l'importante è che tu trovi ovviamente persone che pensano come te, perché non ci si può stare da soli, no? La Chiesa è proprio questo, il senso del calore delle persone che camminano nella stessa direzione. E noi siamo esseri umani sociali, e nel mondo spirituale è uguale, no? Cerchi, come un pastore una volta mi ha detto, no? Gli uccellini con lo stesso piumaggio si cercano, ok? Cioè le cose, anche nel regno animale della stessa razza si cercano. Perché? Perché vivono insieme, si scaldano insieme, ok? Quindi siamo arrivati qua.
Dopo di questo, praticamente, il Regno del Sud, che è considerato il nucleo della fede ebraica, è stato in cattività per circa 70 anni presso il regno di Babilonia. Okay. Quindi in Babilonia, 70 anni di cattività, il popolo ha imparato a comunicare con Dio in una situazione completamente diversa da quello che avevano conosciuto fino a quel momento lì. Ok? E qua, dopo che sono passati 70 anni di cattività, dove la generazione si è completamente ricambiata, ok? Gli anziani, ce n'era qualcuno, ma quasi tutti sono morti, quelli della vecchia generazione idolatra. Dopo 70 anni Dio che cosa fa? Fa nascere un'altra potenza mondiale. Dopo Babilonia comincia a sorgere la potenza persiana, ok? I persi. E qua c'è una cosa veramente straordinaria. Questo popolo, i persiani, avevano una politica completamente diversa, sia dagli assiri che dai babilonesi. Avevano una politica di libertà dei popoli. Al British Museum, io sono pessimo in inglese, va bene? Comunque lì in Inghilterra, al Museo British, okay, c'è un reperto archeologico che si chiama il cilindro del re Ciro, che è un re persiano, ok? Su questo cilindro c'è scritto che Dio dei cieli, potete andarlo a vedere su internet, Dio dei cieli ha ordinato a questo Ciro, okay, di liberare tutti i popoli che erano schiavi di Babilonia, che lui ha preso in carico, e farli ritornare nei loro paesi per riprendere le loro vite normali, sotto ovviamente tasse, ma in qualche modo loro avrebbero riguadagnato la libertà. E qua c'è una cosa che io voglio leggere insieme a voi, straordinaria, ok? Isaia, che è il profeta Isaia, capitolo 45, al versetto 13, dice così. Questa tienila ben presente perché è fondamentale per farti capire lo spirito profetico della parola di Dio. Ok? Ossia, la parola profeta nella ebraico significa colui che parla per primo, prima che le cose succedano. Ok? Allora, Isaia capitolo 45, versetto 13, dice così il Signore, ok? E gli dice queste parole al profeta Isaia, e dice: io ho suscitato Ciro nella giustizia e appianerò tutte le sue vie, egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice il Signore degli eserciti. E tu dici: ma pastore, ma che roba è questa? Ok, è successo, perciò lui l'ha detto. Sapete quando è stata scritta questa profezia? 200 anni prima che succedesse. Ossia, Dio ha detto: guarda che un giorno ci sarà un uomo che prenderà il potere del mondo, si chiamerà Ciro e libererà il mio popolo e rifarà andare a Gerusalemme. Là, nel Museo British, ok, c'è questo cilindro dove è registrato esattamente quello che Ciro ha fatto, ossia ha liberato il popolo di Israele e ha ordinato al popolo di andare a ricostruire la propria città. Allora, come può essere che 200 anni prima sia stata fatta una profezia così perfetta, così precisa e millimetrica? Solo perché Dio l'ha fatta, ok? E Dio conosce le cose. La Bibbia è piena di profezie. La Bibbia è un libro profetico. Nell'Antico Testamento ci sono più di 200 profezie a riguardo di Gesù, di come lui è morto, cosa lui avrebbe provato, cosa lui avrebbe detto, cosa avrebbe realizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Più di 200 che si sono compiute perfettamente nella figura di Cristo, perché la Bibbia è un libro profetico. Dio vede le cose prima, ok? Dio vede le cose prima. Avete capito questo principio fondamentale? Ossia, la profezia è fondamentale perché dice le cose prima che succedono. E lui ha chiamato per nome il re Ciro, che ha liberato il popolo di Israele. Ok? Quindi, in tre
tronconi attraverso 3 grandi uomini, uno si chiamava Zorobabele, c'è scritto tutto lì comunque, uno Zorobabele, l'altro Esdra e l'altro Neemia. In 3 fasi lui ha ricostruito prima il Tempio attraverso Zorobabele, col secondo ritorno ha ricostruito il popolo, questo era Esdra che era uno scriba, e infine Neemia ha ricostruito la città, ok? Quindi in 3 tranche, circa 90 anni in totale, sono state ricostruite tutto quello che riguardava la città di Gerusalemme, il Tempio e anche la moralità del popolo. Questi si trovano in 2 libri che si chiamano Esdra appunto e Neemia, ok? Questo Esdra adesso, consideriamo solo un attimo questo personaggio qua che è fondamentale per noi, perché Esdra, secondo la tradizione ebraica, non abbiamo delle prove che ci dicono al 100% con sicurezza che è stato lui, ma ci sono delle buonissime probabilità, perché Esdra è stato quello che quando è ritornato in Israele ha costituito quella che viene chiamata dagli storici la grande sinagoga, ossia ha raccolto 100 saggi, ok? E ha strutturato tutto il canone dell'Antico Testamento, ossia lui ha raccolto tutti i libri che sono stati scritti nell'Antico Testamento, 39 scritti nell'arco di 1000 anni abbiamo detto, ok? 1000 anni, e li ha raccolti in un libro unico che è poi quello che ha cominciato anche a circolare ai tempi di Cristo, ok? Ai tempi di Cristo. Come? Qualcuno ha detto qualcosa? No, scusate. Ok? Quindi, questo è fondamentale. Esdra è stato colui che ha raccolto con molta probabilità tutti i libri dell'Antico Testamento. Era uno scriba ed era il suo lavoro praticamente. Ok? Quindi, andiamo all'ultimo punto che è il punto numero 14. Questo è il periodo intertestamentario. Okay? Intertestamentario, ossia un tempo in cui dopo l'ultimo profeta, che è il profeta Malachia dell'Antico Testamento, il Signore ha fatto silenzio profetico. Per 400 anni Dio non ha parlato più al suo popolo. Il primo che è arrivato a parlare, a dire qualcosa al popolo dopo 400 anni di silenzio si chiamava Giovanni Battista. Okay? Giovanni Battista, che è stato il primo a predicare dopo il silenzio profetico. Però in questi 400 anni di silenzio sono successe un sacco di cose molto importanti perché noi possiamo capire il Nuovo Testamento. La prima cosa importante che è successa, ha cominciato a crescere una potenza mondiale che non era più la Persia, ma era la Grecia. Okay? La Grecia ha fatto un sacco di cose positive e anche cose negative. Ossia, la prima cosa positiva che ha fatto la Grecia da un certo punto di vista è che Alessandro Magno, che è stato il grande conquistatore greco, macedone in realtà, non greco, ha avuto un occhio particolare per Israele. Okay? Un occhio particolare per Israele. Quando lui è entrato in Gerusalemme dopo che ha conquistato praticamente tutto il mondo fino allora conosciuto, c'è un libro che parla dell'incontro che Alessandro Magno ha fatto con il sommo sacerdote che c'era al tempo in cui lui è arrivato a Gerusalemme, e dice che lui si è riconosciuto in una profezia di Daniele, del profeta Daniele capitolo 9, e si è prostrato davanti al sommo sacerdote, ossia lui si è riconosciuto come il conquistatore che doveva conquistare tutto il mondo fino allora conosciuto. Questo è uno dei punti, quindi una grande amicizia col popolo greco, specialmente con Alessandro Magno. Il secondo punto molto negativo, ma ce n'è uno ancora più negativo però dopo.
Il secondo punto molto negativo è che la Grecia ha fatto una conquista culturale di tutto l'Oriente fino allora conosciuto. Allora, non so se avete mai sentito, chiaramente avete sentito parlare dei ginnasi, no? I ginnasi, che oggi noi usiamo questo termine in un modo un po' anomalo, i ginnasi erano dei punti di apprendimento della cultura greca. Quando Alessandro Magno ha conquistato tutto l'Oriente conosciuto, dove andava, cosa metteva? Dei ginnasi dove si imparavano la cultura greca, la teologia greca e soprattutto la lingua greca. Tant'è che al tempo di Cristo la lingua più conosciuta di tutto l'Oriente era il greco koiné, il greco popolare, ok? Ed è per questo che il greco popolare era una lingua ovviamente preferita dall'Apostolo Paolo. Questo è l'altro grande catalizzatore di predicazione dell'Evangelo, ok? Ossia, lui ha usato la lingua greca per predicare praticamente a tutti quello che conosceva, ossia il Signore. Quindi, conquista culturale. Terzo punto, a un certo punto muore Alessandro Magno, l'impero si spacca in 4 grandi regni e sorge un re che si chiama Antioco Epifane. Questo fa una cosa terrificante, ok? Allora, tutto questo non lo trovate nella Bibbia, è intertestamento, ossia sono libri storici. Uno dei libri, se volete andare a prendere, leggere, si chiama Antichità ebraiche di Giuseppe Flavio, ok? Se volete segnarvelo. E racconta proprio anche tutto questo periodo storico. Noi lo consideriamo perché è molto importante per capire poi quando cominciamo a studiare il Nuovo Testamento, che vi do una notizia importante, sarà una conferenza sul Nuovo Testamento, la faremo a novembre, a data da destinarsi, ma vi facciamo sapere. Okay? Antioco Epifane che cosa ha fatto? Lui odiava gli ebrei a tal punto che è entrato nel Tempio di Gerusalemme, ha fatto togliere tutti gli arredi del Tempio e ha sacrificato una scrofa sull'altare dove si sacrificavano i buoi per provvedersi insomma la grazia di Dio. Okay? Quindi è entrato in odio degli ebrei e lui ha perseguitato gli ebrei, lui ha fatto bruciare tutti i libri dell'Antico Testamento, ovviamente non tutti. Perché? Perché in quel tempo è interessante quando nella storia tu fai un'azione, sempre c'è una reazione. Okay? Sempre succede così, quando tu fai un'azione c'è una reazione. Lui ha fatto violenza alla teologia e alla morale ebraica. Che cosa è successo? In quel tempo si sono formate dei movimenti religiosi, storico-religiosi politici, perché tutto questo era. Per esempio, quando tu leggi nel Nuovo Testamento i farisei, la parola farisei, perishim, significa i puri, okay? Che hanno reagito alla conquista culturale greca. Quindi hanno cominciato a aggrapparsi alle scritture in un modo talmente morboso da diventare proprio dei monolatri, si dice in teologia, ossia delle persone che adoravano la scrittura a tal punto che non hanno riconosciuto Gesù, perché la scrittura era più importante di Gesù, no? A un certo punto nel Nuovo Testamento tu vedi che loro si avvicinavano a Cristo e Cristo gli dice: voi investigate le scritture per vedere se avete vita eterna e quelle scritture testimoniano di me, ma voi non volete venire a me. Quindi questo è il senso, però è importante capire questi passaggi perché a un certo punto nel Nuovo Testamento ti trovi farisei, sadducei, e da dove vengono questi? Da questo periodo di inculturazione greca. È stata una reazione teologica e culturale alla conquista culturale greca. Ma soprattutto c'è una setta che è stata fondamentale perché noi possiamo avere l'Antico Testamento oggi esattamente com'è, che si chiamano gli Esseni. Avete mai sentito parlare degli Esseni? Gli Esseni sono una setta puritana giudaica che si sono ritirati sui monti del deserto di Giuda, si sono chiusi in grotte e hanno cominciato a trascrivere tutti i libri dell'Antico Testamento. Se non sbaglio nel 1946 queste grotte dove loro si sono ritirati
sono le grotte di Qumran, ok? Dove sono stati trovati talmente tanti rotoli che riproducono tutti i libri dell'Antico Testamento, tranne uno che è il libro di Ester, quello non c'era, non si sa perché, probabilmente, ok? Probabilmente, perché nel libro di Ester il nome di Dio non esiste, ok? Quindi non so per quale motivo, ma loro pensavano che il nome di Dio era fondamentale per essere un libro canonico, ma gli ebrei considerano il libro di Ester un libro canonico. Okay? Quindi questi Esseni hanno cominciato a trascrivere tutti i libri dell'antichità, cioè dell'Antico Testamento, e fino ad oggi sono arrivati a noi perché loro hanno proprio fatto questo lavoro di copisteria, no? Che è stato poi ripreso in mano dagli ebrei, dagli scribi, eccetera, eccetera. Però è fondamentale. Il libro di Isaia, che si compone di 66 capitoli, allora tanto per darvi un'idea di come gli ebrei sono attaccati alle scritture, ok? È stato trovato in queste 11 grotte un libro di Isaia completo, trascritto in perfetto ebraico. Che cosa hanno fatto gli ebrei quando l'hanno trovato? L'hanno preso. Ovviamente hanno fatto tutte quelle procedure archeologiche, l'hanno reidratato, l'hanno disteso, l'hanno curato, l'hanno poi rinforzato con dei materiali particolari. Oggi come oggi a Tel Aviv c'è un museo fatto apposta che contiene questo libro di Isaia, che è un rotolo, no? Praticamente. Andate su internet, è molto interessante, è fatto a fungo, ok? Questa teca è conservata a temperature bassissime in modo che ovviamente questa carta di più di 2000 anni non si decomponga. Che cosa succede? Loro sono talmente attaccati a questa cosa che questo museo, in caso di guerra atomica, che cosa fa? Scende, si incassa nella terra e automaticamente dei getti di cemento lo sigillerebbero automaticamente per conservare il rotolo di Isaia. Questo è quello che fanno gli ebrei, okay? Che sono aggrappati alle scritture. Dovrebbe essere un esempio per aggrapparci alla Bibbia noi, no? Quindi questo è il senso di quello che abbiamo studiato. Quindi ci fermiamo qua. Ok? Vediamo che ore sono qua. Abbiamo finito 35, insomma, va bene. Avete qualche domanda? Qualcosa da chiedere? Qualche chiarimento? O siete addormentati o ho spiegato troppo bene? Però penso che... No, è la prima. No, ok, tranquillo. Era uno scherzo. Va bene? Allora... io vi ringrazio di avermi seguito fino a qua, spero di avervi dato un panorama abbastanza chiaro dell'Antico Testamento. Allora, una cosa importante che vi dico, non siamo entrati nell'argomento profeti, ok? I profeti nell'Antico Testamento sono 17 libri profetici. Perché non siamo entrati lì? Per un semplice motivo, perché ogni profeta è inserito in quale contesto storico, ossia per esempio il tempo di Davide, Salomone, eccetera, eccetera, c'era un profeta dedicato. Al tempo dei re del nord c'era un profeta dedicato. Quindi basta che tu entri in quel periodo storico, associ i profeti e tu leggerai e capirai esattamente che cosa tu stai leggendo, ok? Intanto grazie, possiamo chiudere con una preghiera e dopo voglio dirvi una cosa però importante. Grazie anche per quelli che ci hanno seguito da casa, Dio vi benedica e una buona notte a tutti. Roberto, vuoi presentare tu il nostro...